Telefonini e autoradio, navigatori satellitari e gruppi di continuità, ma anche caldaie da appartamento, motoseghe, motociclette e automobili. Non c'era merce che non venisse razziata dai moldavi residenti nel veneziano lungo il loro percorso criminoso fra Cadore e Comelico nell'autunno passato, ma l'ingordigia li ha traditi. In uno dei bar visitati per svuotare l'incasso del videopoker si erano serviti svuotando più lattine ed è dalle tracce lasciate che i militari dell'arma, grazie al DNA, li hanno incastrati. A portare gli investigatori sulla pista giusta l'arresto il 12 novembre a Sappada di Andrei Grosu, 28 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno, moldavo. E così i militari hanno controllato i suoi connazionali residenti nel veneziano, arrivando ad individuare i responsabili delle razzie nell'Alto Bellunese. È stata un'indagine lunga e complessa quella che ha sgominato la banda. Salivano in Cadore Comelico prima per una ricognizione molto attenta e poi per colpire. Non c'erano basisti in zona. Stretto il cerchio, il gruppo per giovani è stato osservato attraverso un controllo video con telecamere poste all'esterno delle loro abitazioni nel Mestrino. Temendo la fuga, all'alba di venerdì 6 marzo una quarantina di carabinieri hanno fatto irruzione in 9 abitazioni fra Mestre, Spinea, Zelarino e Marghera, sorprendendo gli extracomunitari. 5 sono stati arrestati, 7 denunciati per favoreggiamento nei furti, ricettazione di materiale rubato e favoreggiamento della permanenza di clandestini. È stata recuperata refurtiva per migliaia di euro.